La Lega Ambiente di Agrigento presente per la seconda edizione in questa passeggiata ecologica a Raffadali in una bella giornata, una giornata significativa quella di oggi. Sì, ormai sta diventando per Raffadali un appuntamento fisso al quale non si può rinunciare. Questa è la seconda edizione dell'EcoBike e noi siamo felici di partecipare dando il nostro contributo in termini di collaborazione per la distribuzione dei gadget per i ragazzi e divulgazione sulla sensibilizzazione al mantenimento dell'ambiente pulito, quindi la raccolta dei rifiuti. Adesso i ragazzi che hanno partecipato alla biciclettata si accingeranno a raccogliere i rifiuti qui intorno e fare la raccolta differenziata che è importante per il recupero delle materie prime e seconde, si dice. Sono le materie attraverso i rifiuti, sono le materie attraverso le quali dobbiamo poi produrre altri imballaggi, quindi sono rifiuti che non vanno né dispersi in ambiente né portati in discarica e quindi vanno riutilizzati perché hanno per dare loro una seconda vita e ridurre l'uso di materie prime vere e proprie come ad esempio il petrolio per la produzione della plastica, l'alluminio che è un materiale poco disponibile e per estrarre il quale occorre tantissima energia, quindi la base di tutto è fare la raccolta differenziata, farla correttamente, conferirla negli appositi contenitori e soprattutto avere gli impianti di riciclaggio dei rifiuti, cosa che nel nostro comprensorio, nel comprensorio agrigentino manca, quindi bisogna fare la raccolta differenziata ma bisogna anche costruire gli impianti per il trattamento dei rifiuti. Quindi giornate come queste servono anche di insegnamento alle nuove generazioni. Certamente, serve per le nuove generazioni, ma grazie anche all'attività che fanno le scuole, i ragazzi sono già abbastanza sensibilizzati a fare la raccolta differenziata dei rifiuti, sanno qual è il problema dell'abbandono dei rifiuti e occorre che i ragazzi giovani educhino i più grandi che magari sono cresciuti con una raccolta dei rifiuti che era diciamo tradizionale, quindi indifferenziata e che adesso faticano ad abituarsi a questo nuovo sistema. Questo è il secondo anno che mettiamo in atto questa manifestazione, l'anno scorso parlavamo di sport in bici in questo caso ed ecologia, abbiamo fatto una raccolta differenziata presso il villaggio della gioventù per dare esempio di civiltà, esempio di differenziazione. In tutto questo, quest'anno abbiamo aggiunto anche l'integrazione sociale, abbiamo preso in considerazione i ragazzi delle comunità, li abbiamo fatti inserire tra di noi. Quest'anno gli iscritti sono stati 180, più le persone che ci stanno dietro pure, qua penso che saremmo circa 300 persone, forse di più. Il programma si concluderà stasera? Il programma sì, si concluderà stasera con della musica, con un gruppo formato da 13-14 chitarre dove si esibiranno in contemporanea. Si farà un percorso pure di cucina dove ci saranno a disposizione dei piatti tipici raffadalesi come pane cunzato e poi anche della porchetta, una specialità di pane con la mortadella e il pistacchio, visto che siamo alle porte delle Fasciuta Feste, e poi ci sarà anche da bere e la famosa grattatella che l'anno scorso ha fatto scalpore, quest'anno l'abbiamo inserito pure con la musica tipica siciliana.